Questo servizio è offerto da FDL Studio, soluzioni web per la tua azienda. Nasce nella città murata il Laboratorio Lirico Veneto, una scuola di formazione lirica unica non solo nel Veneto, ma anche in tutta Italia. Nel corso della cerimonia di presentazione, svolta sabato nel Salone Nobile di Palazzo Valeri, attuale filiale di Credi Veneto, il capo della segreteria del Ministero dei Beni Culturali, Enrico Hulbeck, ha sottolineato la difficoltà di ottenere il contributo del Ministero alla luce della riflessione che i finanziamenti del Ministero sono erogati per buona parte alla lirica, che attrae meno del 10% di pubblico. Dobbiamo fare in modo che l'amore per la lirica che esiste ancora in Italia non resti una piccola nicchia di un 6-7% di cittadini che vanno a teatro. Dobbiamo sviluppare la rete teatrale, ma facendo due operazioni. Una istruendo i giovani ad accostarsi alla lirica in maniera giusta. E poi bisogna abbandonare l'idea che si va a sentire il concerto, la lirica, solo quando c'è il grande tenore di grande nome, ma anche un normale tenore di buone capacità può renderci piacevole l'ascolto. Questa è una cosa che deve essere diffusa. Un riconoscimento, insomma, alla tradizione più che all'attuale affluenza di pubblico. Una tradizione forte, quella della lirica, che rappresenta l'anima dell'Italia. E Montagnana si appresta a diventare un centro internazionale di riferimento di specializzazione del bel canto, totalmente gratuito per i 10 prescelti, ai quali sarà assegnata una borsa di studio di 1.000 euro, integrata con vitto e alloggio gratuiti. Il nostro grande sogno, in parte che si sta avverando, è quello di fare Montagnana la città del bel canto. Cosa vuol dire bel canto? Fornire a questi giovani, appunto mi ripeto, in termini di gratuità delle lezioni, della permanenza, quindi con terra a terra, con l'alloggio pagato, il vitto alloggio pagato, offrire dei momenti di studio per dopo proiettarsi alla concertistica di lusso. Cosa vuol dire concertistica di lusso? Vuol dire concertistica da camera, concertistica con orchestre importanti del Veneto e anche internazionali, per dopo addivenire a quello che è il lavoro di sé per sé. Pensiamo che tanti giovani cantanti arrivano sul palcoscenico della Scala di giorno e non hanno mai cantato con un'orchestra. Il sindaco invece sottolinea l'importanza della nascita del laboratorio lirico sotto l'aspetto di rinverdire una tradizione che non è mai morta. Per noi è sicuramente un'opportunità importante, un'opportunità che Montagnana si merita per quella tradizione che ha del bel canto, dell'aver dato i Natali a Martinelli e Pertile, un'opportunità per la città e quindi anche per i ragazzi di poter fare qualcosa su quella che è la nostra tradizione più bella, non solo montagnanese ma direi nazionale. Il presidente onorario di Credi Veneto, Luigi San Marco, che si contrappone ad uno scettico Remo Schiavo, che ha sottolineato la sempre maggiore ignoranza dei giovani e dei docenti, dimostra una verve giovanile nell'entusiasmo con cui si approccia alla lirica. Montagnana vale molte volte la spesa di visitarla, di vederla e di rendersi conto delle bellezze che ci sono. I cantanti italiani ed esteri, età massima 35 anni, dovranno inoltrare domanda di ammissione entro il 10 aprile, indirizzandola con raccomandata all'Associazione Laboratorio Lirico del Veneto Martinelli Pertile, via Carrarese 46, 35044 Montagnana.